La mattina ci troviamo sempre in questa situazione di verificare situazioni dove ci sono evidenti presenze di persone. La cosa grave che sta succedendo ultimamente è che questi atti stanno sempre aumentando in gravità. Sedie rotte, rovesciate, giostrine inclusive danneggiate, giochi utilizzabili anche da persone e bambini con disabilità, in cui possono divertirsi in sicurezza e senza barriere architettoniche. Cominciano a intaccare le giostrine, cominciano a essere intaccati e cominciano ad esserci anche situazioni abbastanza gravi, tipo persone che lasciano escrementi umani, che è la cosa peggiore. Noi chiaramente la mattina li mettiamo a posto e tutto, però questo senso comincia a pesare moltissimo. Un senso di impotenza dato anche dalla difficoltà di spiegarsi il perché atti di questo genere avvengano. È questo che ai volontari e alle persone che quotidianamente frequentano il parco fa più male. La paura è che questo cominci ad essere considerato come un posto pericoloso dalla cittadinanza, quando invece è l'inclusione il fulcro su cui si regge l'intero centro culturale. Ci fa ancora più male che questi nostri sforzi in questo senso vengano danneggiati da elementi e da situazioni di questo genere, veramente, proprio perché è un parco fruibile da tutti e quindi il danno non è solo nostro, il danno è di tutti, il danno è soprattutto della collettività.